Buon pomeriggio, grazie per essere qui. Mi presento velocemente, sono Marco Gargiulo, sono un membro del direttivo di This Network e a livello lavorativo sono presidente del consorzio di Innovator, un consorzio nazionale di cooperative sociali, e sono membro del consiglio di presidenza di Conf Cooperative e Solidarietà. Oggi proveremo ad approfondire anche in parte alcuni dei temi che sono stati toccati stamattina dai nostri relatori che sono intervenuti alla sessione iniziale. Come avete visto, in particolare c'è un tema che ci accompagna ormai da quando sono iniziate queste celebrazioni del trentennale della 381, che riguarda la capacità del nostro mondo di sapersi rinnovare e sapere rinnovare la sfida della mutualità, soprattutto esterna, che caratterizza la cooperazione sociale a differenza di tutte le altre cooperative, di tutte le altre forme cooperative. La 381 ha avuto questo grande merito, cioè quello di posizionarci come un movimento che non cura soltanto l'interesse e il benessere dei propri soci, ma che nasce proprio per curare il benessere delle comunità dove poi agiamo, come? Attraverso forme appunto economiche, imprenditoriali. E oggi questa sfida in qualche modo si deve rinnovare, perché poi in questi 30 anni in parte bisogna dire che non è stata attuata del tutto la 381, se pensiamo soprattutto al tema dell'inclusione dei soggetti svantaggiati, i famosi affidamenti di appalti, per esempio diretti alle cooperative. L'altro tema è come noi riusciamo oggi all'interno delle dinamiche di mercato a garantire un processo di inclusione lavorativa vera, profonda, delle persone che entrano all'interno delle nostre cooperative. Con chi affronteremo questa riflessione? Una riflessione che poi dopo, come vedrete, sfocerà anche nel racconto di un esempio molto virtuoso dal nostro punto di vista di rapporto tra pubblico e privato, che forse in parte risponde anche ad alcune sollecitazioni legittime e anche condivisibili che sono arrivate stamattina rispetto al ruolo degli organi di rappresentanza del mondo cooperativo. Lo vedremo appunto durante questa breve sessione di oggi, con chi appunto proveremo a ragionare insieme. Lo faremo con Stefano Mantovani. Stefano Mantovani è presidente della cooperativa Noncello, una cooperativa che non ha soltanto attraversato i 30 anni della 381, ma è una cooperativa che in qualche modo l'ha preceduta la 381. Credo che abbia festeggiato quest'anno o l'anno scorso, quest'anno i 40 anni di vita. È una delle prime cooperative sociali che sono nate. Voi sapete che in realtà la 381 poteva anche nascere 10 anni fa, se non ci fossero state tutta una serie di ostruzionismi che hanno fatto sì che durasse quasi 10 anni il percorso legislativo di approvazione della legge 381. Perché? Perché in realtà, come spesso accade nei processi normativi, le leggi non vanno a far altro che ratificare ciò che già avviene all'interno della società, all'interno delle nostre comunità. La cooperativa Noncello è una delle espressioni sicuramente più importanti, più virtuose di quel movimento che cominciò a nascere appunto con le prime chiusure dei manicomi volute da Franco Basaglia. C'è poi qui Giuseppe Bruni, alla mia destra, che invece è un cooperatore sociale, prima di tutto, della cooperativa Cauto, ma è qui oggi in veste soprattutto di dirigente locale di Conf Cooperative Fede Solidarietà. Appunto Giuseppe ci racconterà, Conf Cooperative Fede Solidarietà, Brescia. Giuseppe ci racconterà appunto questo percorso che hanno fatto loro come cooperativo, come sistema cooperativo locale, insieme all'amministrazione locale
bresciana e dei comuni dell'area bresciana, affinché si potesse approdare ad un sistema se volete, di procedurale, affinché venisse riconosciuto il valore dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati all'interno degli affidamenti sopra soglia che venivano realizzati all'interno di quell'area, di quel territorio. Lui ci racconterà questa esperienza, come è stata portata avanti, e soprattutto l'elemento interessante, vedremo come questa esperienza potrà in qualche modo essere portata o replicata su altri territori. Faccio un inciso: questa esperienza è stata attenzionata, tra virgolette, dal livello nazionale di Confcooperative, tant'è che poi è a breve intenzione di Confcooperative nazionale, Fede e Solidarietà, di pubblicare, di fare una pubblicazione su questa esperienza, e oggi in qualche modo anticiperemo quello che è appunto la divulgazione di questo protocollo che loro sono riusciti a creare sul proprio territorio. Ma ci arriviamo dopo. Cominciamo con, io ti passo intanto questo, così quando lo devi attivare. Cominciamo appunto con Stefano, che oltre a raccontarci molto rapidamente, ci farà anche vedere un video in questo senso molto interessante, un po' la loro storia. Non è che ci concentreremo chiaramente sulla storia, sulle magnifiche sorti progressive della cooperativa, non c'è, ma soprattutto proveremo con Stefano a riflettere su quelle che possono essere le sfide che oggi abbiamo davanti. Una cooperativa che, poi lo vedrete, negli anni ha saputo anche poi evolversi in maniera significativa. Loro fanno ad oggi anche molti progetti di cooperazione internazionale. C'è un tema sul quale sollecito Stefano già adesso in principio, che riguarda l'aspetto dell'inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati. Molte cooperative sociali nascono e nascevano, se volete, anche con una sorta di dimensione ancillare rispetto alla cooperazione sociale di tipo A, proprio per dare occupazione a persone che venivano fuori da una serie di percorsi di formazione per persone svantaggiate. Ma nel tempo questa risposta abbiamo cominciato a chiederci se era l'unica e sola risposta a cui dovevamo in qualche modo adempiere, o se poi dovevamo anche in qualche modo proiettarci verso una dimensione imprenditoriale. E se dobbiamo proiettarci verso una dimensione imprenditoriale, quale dimensione imprenditoriale? Oggi abbiamo una serie di sfide, la più importante che ci viene ormai posta all'attenzione da molti è la sfida della sostenibilità. È un tema che ci riguarda questo come mondo cooperativo, o è un tema che non ci deve interessare? Lascio la parola a te, Stefano, grazie. Sì, funziona? Mi sentite? Perfetto. Allora, mi ha già presentato, faccio di chiamarmi Stefano Mantovani. Un brevissimo sguardo al passato, visto che oggi c'è stato questo tornare all'indietro, tornare a 30 anni fa, tornare ai nostri 40 anni. Noi proprio nasciamo nell'81, io non c'ero, facevo altro, facevo lo studente nell'81. Fondamentalmente quello che abbiamo affrontato in questi anni è essere in Cooperativa Noncello la terza generazione di imprenditori sociali, fondamentalmente. E questo è stato per noi molto importante, anche perché questa terza generazione appare sulla scena dentro una grande crisi, tanto della cooperativa quanto la famosa crisi economico-finanziaria del 2008. Crisi che noi abbiamo posto al centro delle nostre riflessioni, perché crisi come elemento fondamentale per gestire le mutazioni in corso, perché quella crisi del 2008 secondo me indicava qualcosa che stiamo vivendo ancora oggi, probabilmente con le mascherine in faccia, probabilmente in tutto quello che stiamo vivendo con delle grandi sottolineature, che è una vera e propria mutazione socio-antropologica in corso. Ma torno indietro, torno a quel rapporto 30-40. Quello che vi sento di dire è questa importanza, perché
il processo costitutivo o di scrittura della legge 381 è un vero e proprio processo dal basso. Le cooperative sociali esistevano già, ci fu una sperimentazione di persone derivanti da varie esperienze che convergono sulla necessità di fare impresa e essere società civile attiva, essere protagonisti di un processo, di non aspettare il posto di lavoro in fabbrica o il posto di lavoro in comune, ma darsi da fare e trasformare quello spazio, chiamiamolo, di attivismo politico o di volontariato, in qualcosa e in qualche strumento che stava dentro la costituzione di una società migliore. Usiamo questo termine. Un percorso che, sottolineiamo, non è un percorso che comincia e finisce il giorno in cui viene emanata la legge 381. Per alcuni aspetti mi sento di dire che la legge 381 in realtà è stato un grande punto di arrivo, ma è stata anche la fine di quel percorso. È stato il momento in cui volgarmente si sono incasinate le carte sui tavoli. In quegli incisi di Scalvini di questa mattina, quando diceva abbiamo anche sbagliato tante cose, sì, è vero, abbiamo sbagliato un sacco di cose, abbiamo soprattutto sbagliato a leggere la complessità di quello che stava succedendo, quel confondere il pubblico e il privato, quello spazio generativo che nasce dalla esternalizzazione dei servizi pubblici, sia che essi siano servizi socio-assistenziali, sia che siano ad esempio servizi di pulizie all'interno dei quali noi facciamo inserimento lavorativo. C'è una grande quota economica che si sposta e si mette in un limbo che lo vediamo in maniera molto chiara negli anni 90. Però io faccio una grande sottolineatura, cioè faccio due sottolineature principali. Quella legge 381, se la guardiamo oggi, e la guardo specialmente dal punto di vista della cooperazione sociale di tipo B, oggi ha un peccato originale, quello di ragionare in termini laburisti, quello di siamo cooperativa sociale se facciamo inserimento di persone svantaggiate, dimenticandoci di tutto il resto. Cioè nella legge non c'è scritto nient'altro. Se domani mattina, provocazione che diceva Marco, apro una cooperativa sociale in una quota economica molto redditizia e mi metto a costruire mine antiuomo e faccio il 30% di inserimento lavorativo, per la legge io sono una cooperativa sociale di tipo B. Non c'è nessun elemento di analisi che viene introdotto dopo, semmai quel concetto di economia sociale, ne parliamo più tardi, di quegli elementi di impatto sociale che non sono esclusivamente l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Cioè, in quel momento c'è questo, tra l'altro, sezionare la parte A e la parte B e comprimere la parte B che in uno spazio del diritto, perché noi di questo parliamo alla fine, perché se diciamo che siamo un soggetto no profit e lavoriamo sullo spazio del diritto di persone fragili, utilizziamo come unico elemento il lavoro. Certo, è normale, negli anni 80 e negli anni 90 esiste ancora, anche se comincia qualche piccola sfumatura di crisi, il concetto che il lavoro, anzi i diritti vengono erogati attraverso il lavoro e che il massimo a cui noi tendiamo è la società della massima occupazione. Allora, questi due pilastri oggi sono fortemente in crisi. Cioè, oggi si pensa ad altro, oggi la struttura del lavoro, e parlo del lavoro come categoria, proprio come definito in una logica laburista, non parlo di opera come la definisce Foucault, parlo di lavoro. Quindi la categoria del lavoro non è esattamente una cosa così trasparente, così limpida, così uno spazio in cui noi possiamo pensare che una persona fragile all'interno di quello spazio lì possa assumere diritti ed emanciparsi. Non è così semplice. Anche perché basta riportare 2 o 3 dati semplici. Il numero di morti sul lavoro,
che in questi anni stanno impazzendo. E quindi questo mi indica che qualcosa all'interno di quello spazio non è così trasparente, non è così chiaro. Quindi devo ripensare a quello spazio. Penso anche al lavoro come spazio in cui lo sfruttamento è sempre più elevato. Senza che andiamo a guardare i raccoglitori di pomodori nel sud, non in regola, eccetera, eccetera. Comunque, io quando faccio sempre uno dei miei esempi classici, no? In cui siamo tutti conniventi, mi viene da dire. Un appalto pubblico di pulizie messo sul mercato con dei ribassi fuori misura, sta in piedi su un meccanismo semplice, che oggi la mia azienda vince l'appalto, la sua perde, io ho fatto il 50% di ribasso, lui aveva fatto il 48%, perché non è che neanche la tua era tanto simpatica, perché se io ho fatto il 50%, la tua ha fatto il 48%, però entro io con quel 50% di ribasso sulla base d'asta. Dopodiché mando il mio tecnico e va a parlare con quel signore là in fondo, che è quello che pulisce questa stanza, e gli dice: senti, la mia resa economica mi dice che tu devi pulire questa stanza in mezz'ora. La faccio corta, lui dice: io in mezz'ora non ce la faccio, ci ho sempre messo un'ora e mezza, questo è il tempo reale. Morale, a me non interessa, mettici il tempo che vuoi, io ti pago mezz'ora. Allora, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, il mondo degli appalti oggi sta in piedi tra l'ente pubblico che ha risparmiato all'osso, non parliamo delle pulizie sanitarie che cosa hanno risparmiato negli ospedali, e poi parliamo di ceppi batterici resistenti all'interno degli ospedali che neanche con la varechina muoiono più, parliamo della legionella, non serve neanche che parliamo di Covid, perché c'era qualcosa che già esisteva prima. Quindi questo è il mondo dove un'economia impazzita viene sostenuta dal lavoro, e penso alla figura retorica della signora delle pulizie, scusatemi se la chiamo così con il massimo del rispetto e della dignità che ha questa persona, che la mia cooperativa fa pulizie e fa anche pulizie, ho il massimo rispetto per queste figure, che alla mattina va a lavorare, prende la sua bicicletta, fa 4 ore, qualcuno gliene paga 2 e qualcuno gli spiega a questa signora che lei oggi è un asset finanziario. Qualcuno dovrà spiegarglielo prima o poi, perché dietro di tutto sappiamo che il sistema gira. Questo è un mondo di un'economia guarda caso tra pubblico e privato, ma tra pubblico e privato nel 91 veniva definito il luogo delle cooperative sociali, ovvero noi stiamo tra Stato e mercato, tra pubblico e privato. Genericamente mi ricordo una bellissima lezione del professor Gonzaga in cui diceva: questo spazio dove esistiamo è caratterizzato da un pendolo che genericamente si chiama rapporto debito-deficit, che si muove tra pubblico e privato, spostando questo asse. Oggi, se noi vogliamo andare oltre, dobbiamo mettere in crisi questa vicenda. Per questo io parlo di crisi. Crisi che, prima di farvi vedere il video, noi rappresentiamo sul fatto che siamo sicuri che lo spazio del lavoro, così come definito, sia uno spazio sano? Siamo sicuri? E sono presidente di una cooperativa sociale che fa inserimento lavorativo, che ha 650 persone che lavorano, quindi con numeri seri. Però questa domanda ce la dobbiamo farcela sempre, perché altrimenti noi forse cerchiamo uno spazio di realtà e cerchiamo uno spazio di economia. Economia vuol dire scambi reali in un luogo, in altri luoghi, e questo forse ha un senso. Non possiamo schiacciarci sul lavoro, preso così tout court. È una cosa un pochettino più complessa. Allora, prima di andare avanti, vi faccio vedere questo breve video che mi è arrivato l'altra sera, che verrà pubblicato nei prossimi giorni su vita.it, un video che hanno fatto su di noi, dura 3 minuti, e che però, mentre lo guardi, ma queste sono le cose di cui volevo parlare qui. Ne avevo parlato anche in quel video, ma siccome è venuto particolarmente
particolarmente bene, ve lo faccio vedere, vediamo se ci riesco, se non si latta. Scusate, non ci vedo. Questa è il risposto. Intesa San Paolo. Crediamo che proprio l'inserimento lavorativo debba essere fatto in un contesto di realtà, perché se domani la cooperativa per un motivo o l'altro per una persona potesse anche non esserci più, questa persona ha acquisito qualcosa, ha acquisito delle skill, delle capacità, delle cose che mi permette di potersi riposizionare in altre situazioni. Il business della cooperativa principalmente si basa su servizi, quindi pulizie civili, industriali, sanitarie, gestione verde pubblico e privato, servizi cimiteriali, servizi ambientali e logistica. Oggi stiamo investendo su nuove attività, in particolare l'agricoltura sociale e degli spazi intermedi per l'abilitazione, la formazione e i tirocini di persone molto fragili. Noi crediamo una cosa, che il lavoro di per sé non sia riabilitativo. Il lavoro può essere anche stancante, può essere anche alienante, può essere anche qualcosa che fa male. Il lavoro non è in assoluto una cosa che fa bene. Il lavoro fa bene quando è in grado di attivare soprattutto scambio, relazione e di diventare simbolo anche di un riscatto, di un'opportunità nuova. Qui ho capito l'importanza che è la fatica che serve per ricominciare. È una cosa che mi rende più orgogliosa è vedere i miei figli che sono fieri del percorso che ho fatto e di quello che sto facendo. Qui non dovrebbero esserci beneficiari, ma persone che lottano insieme per il raggiungimento di diritti. Io lavoro qui perché mi piace aiutare gli altri, anche perché la chiesa non è quindi è un dare e un ricevere. Non quello è per me un'opportunità grande. Che vorrei che altri giovani come me la trovassero. Vengo dal Pakistan, qua io vita più felice perché mi ho tanto aiutare quando io arrivo in Italia, io ho tanto malattia. I get new life and I see the sunlight of life, you know. La mia vita era tutta rinchiusa in camera, in una stanza, PlayStation tutto il giorno. Qua mi piace perché mi hanno fatto subito sentire a casa mia. La cooperativa cerca e insegue comunque sempre un sogno, un'utopia, che il lavoro possa essere ancora uno strumento per creare uguaglianza e inclusione. Avevo pensato che questi 3 minuti potevano essere significativi perché queste tutte le mie parolone alle volte erano di teorie e altro, in realtà per me nascono in quello spazio, non nascono in uno spazio accademico che ho abbandonato senza concluderlo molti anni fa e ho cercato molto di più all'interno di questi spazi di capire cose e pensare, produrre pensiero. Questa è una cosa fondamentale. E quindi tornando al punto di crisi come elemento fondamentale, è un punto di crisi che sta proprio sul ripensare il futuro. Cioè noi oggi non possiamo fermarci alla 381, all'articolo 5, a tutte queste cose qua. Non è che con questo dobbiamo buttare via. Dobbiamo pensare che non sono più sufficienti. Non possiamo essere resilienti. Io credo che questa parola inflazionata in questo periodo storico
mi fa dire che oltre ad essere antifascista sono antiresiliente, perché non ne posso più. Non ne posso più di un concetto fondamentale che è quello di dire, metto insieme, cioè io non cambio. La resilienza come proprietà dei metalli, come sapete, è quella che preso quel corpo, posso torcere e lui torna nella sua posizione. Io credo che il problema non stia nella forma, ma stia sul fatto che noi siamo partiti con un percorso, con degli obiettivi, con dei principi, con un pensiero sui diritti, e che oggi in un mondo che è mutato e che sta mutando, noi dobbiamo capire come starci in questo mondo, dobbiamo ripensare alla nostra cassetta degli attrezzi. Non possiamo affrontare il terzo millennio con la cassetta degli attrezzi del millennio precedente. Quindi dobbiamo veramente guardare all'orizzonte, anzi anche oltre l'orizzonte, e dobbiamo riprogrammarci. Dobbiamo pensare a questo concetto di economia sociale, dove non è detto che le cooperative sociali di tipo B stiano dentro il principio di economia sociale. L'economia sociale, a differenza di quel pendolo che si diceva prima, in cui noi stavamo lì tra Stato e mercato, oggi io mi sento di dire che il luogo dove dobbiamo stare è un luogo che non è né Stato né mercato, né economia pubblica né economia privata. È un luogo con un altro tipo di economia, è un'economia generativa, è un'economia sociale, ha una forma non ben precisata. Dobbiamo cominciare a costruirla, a praticarla. Quei due documenti fondamentali, diciamo, dell'Unione Europea, cioè la dichiarazione di Strasburgo e la strategia di Roma, danno un punto di partenza, ma una frase chiave dell'economia sociale è che essa è il punto di incrocio tra pratiche di tipo top-down e bottom-up. Lì dobbiamo ripensarci come imprese sociali inclusive, dobbiamo veramente rivisitare questo. In questo, come elemento di conclusione, quando si parla della fragilità, si parla delle persone vulnerabili che oggi comunque cerchi di portarle verso il lavoro. Ma perché? Si diceva. Intanto perché è un'opportunità, ma soprattutto perché è un paradosso. Perché tendenzialmente oggi le persone fragili vengono realmente espulse dal mondo del lavoro, ma anche dalle cooperative sociali B, perché se sto in quel teorema economico sono io che divento un habitat socio-lavorativo espulsivo per i più deboli, comincio a essere più aperto per il carcerato, il portatore da handicap leggero possibilmente, okay. Ma cominciamo a parlare della salute mentale, dove siamo di fronte a situazioni devastanti, dove andiamo in crisi, tutte quelle persone in cui è difficile costruire un equilibrio. Allora noi abbiamo cominciato a ragionare sulla costituzione di un'interzona, che è uno spazio reale. Quelle immagini che vedevate prima fanno riferimento a questo spazio. Non è un centro diurno, non è un laboratorio protetto, è uno spazio di relazioni reali, di persone che transitano su quello spazio e poi devono andare oltre, devono andare verso spazi ancora più di realtà. È un teorema difficile perché in un attimo puoi diventare un laboratorio protetto e in un attimo puoi diventare uno spazio espulsivo. È tutelare quello spazio, uno spazio che deve anche, insieme a tutto il trend della cooperativa, immaginare che noi dobbiamo avere dei partner nei territori, che è anche la piccola e media impresa locale. Non possiamo immaginarci sempre soltanto o il pubblico o la grande impresa che mi dà da fare delle cose. Posso farne tantissime, ma devo immaginare che se non c'è un'economia, non c'è lavoro. E noi siamo in uno spazio in cui l'economia oggi si sta espellendo. Guardiamo le aree interne. Cioè, è un disastro ovunque. Allora, o noi oggi ripensiamo anche al territorio senza grandi santificazioni, senza grandi cose, ma cosa possiamo fare? Le comunità, il concetto di comunità, che sono completamente cambiate le comunità. Oggi la comunità, se qualcuno pensa ancora che la comunità coincida col villaggio, si sbaglia di grosso.
Basta che pensate, se qualcuno di voi abita in un condominio, quante relazioni hai all'interno di quel condominio e dove stanno le proprie amicizie, i punti di scambio. Cioè è una comunità che sempre di più non ha coincidenza col luogo. Noi oggi dobbiamo assumere questa complessità e credo che che il punto di partenza di un'impresa sociale inclusiva, quindi che guarda gli espulsi, perché se noi parliamo, diciamo sempre le persone fragili, le persone vulnerabili, cominciamo a chiamarle col loro nome, gli espulsi, quelli che questa società non vuole, quelli che preferisce mettere in una struttura o lasciarli sul bordo di una strada. Questi sono i nostri soggetti, che non sono i nostri beneficiari, sono i nostri soci, perché credo che il punto centrale quando parliamo di diritti è che qualcuno di noi ha scelto quella strada per mettere a disposizione la propria contrattualità sociale con soggetti che contrattualità sociale ne hanno ben poca. E allora tutti insieme si fa quadrato e si affronta il presente. Io mi fermo qua. Grazie Stefano, è molto interessante, mi piacerebbe magari dopo tornare su questo, anche cercando di capire se magari c'è interesse da parte del pubblico. Quando hai parlato, questa parte finale del tuo intervento, di questi spazi che voi avete in qualche modo creato, realizzato, di lavoro per persone con fragilità molto importanti. Noi, qualcuno di voi lo sa, se ne ricorda perché fa parte di questo percorso, tra i presenti, noi Consorzio Nazionale dei Rete, insieme al CNCA, insieme al Consorzio Sociale a Bere Lavoro, 4 anni fa abbiamo promosso un manifesto per l'inserimento lavorativo, che era un manifesto che tra le criticità che poneva, che manifestava, evidenziava uno di quegli aspetti di cui ci ha parlato Stefano oggi e che molti cooperatori sociali si trovano a dover affrontare in maniera costante, cioè quello di rischiare di diventare i selezionatori dello svantaggio. Per quale motivo? Perché diventa sempre più difficile, complicato, antieconomico per certi aspetti, prevedere percorsi di inclusione non solo lavorativa ma anche sociale, quindi tutto ciò che ne consegue in termini di accompagnamento delle persone che andiamo a includere all'interno delle nostre strutture cooperative, affinché si possa veramente realizzare un percorso di inclusione per queste persone. L'essersi schiacciati dentro delle logiche di mercato e essere stati anche poi collocati spesso dal pubblico alla stessa stregua di altri soggetti che magari non avendo i nostri stessi oneri potevano permettersi di stare su certe gare anche con logiche di ribasso estremamente, come dire, quantomeno discutibili, ci ha sempre più non solo messo in crisi rispetto alla nostra vocazione di cooperatori sociali cosiddetti tipo B, ma anche concretamente ci ha relegato sempre di più all'interno di un mercato sempre più di nicchia. In questo senso sollecito Beppe. Per quale motivo? Beppe, Giuseppe, mi permetto di chiamarti Beppe. Per quale motivo? Perché appunto a Brescia e diciamo nel circondario dei comuni bresciani da un po' di tempo hanno iniziato appunto a interrogarsi anche su queste cose, cercando di trovare delle soluzioni che non fossero, come dire, perché a volte noi anche sul tema dell'articolo 55, no? Sento spesso dire, anche devo dire da colleghi, ma voi spingete tanto sulla coprogrammazione, soprattutto sulla coprogettazione, perché volete la scorciatoia, perché volete avere l'appaltino facile. No, non è questo, non è assolutamente questo. E stamattina ce l'hanno più volte fatto notare e sollecitato. Noi crediamo di essere un soggetto di mercato che però esercita anche una sorta di funzione pubblica,
che è quella appunto che lo Stato ci riconosce per legge, cioè quella di esercitare un'azione imprenditoriale nel benessere delle nostre comunità e in particolare anche nell'andare a favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate. E quindi a Brescia, partendo da questa criticità, hanno saputo, devo dire sapientemente, saggiamente, anche in maniera molto intelligente e competente dal punto di vista poi puramente anche tecnico, mettere in piedi un percorso in collaborazione con l'amministrazione pubblica. Poi ti chiederei, Giuseppe, di iniziare anche l'aspetto politico importante dell'andare a coinvolgere quale pezzo di amministrazione pubblica, che è strategico, in questo percorso. Quindi ecco, ti lascio te la parola e intanto se vuoi ti puoi accomodare qua. Dobbiamo spostare l'HDMI. Grazie. F5 mi pare. Buongiorno a tutte e tutti. Riprendo un po' dal Presidente e dall'esperienza che ci ha portato quando dice dei lavoratori svantaggiati che rappresentano, per cui il lavoro rappresenta un'occasione di rivalsa. È chiaro che quello che ci trasferisce non è un atteggiamento pietistico, cioè il lavoratore svantaggiato con una diagnosi psichica grave, in cui il lavoro può essere alternativa all'inserimento in una struttura, può essere lavoratore se è in grado di lavorare e quindi se raggiunge l'autonomia e la dignità per poter essere lavoratore e per potersi far riconoscere questo status in termini identitari. Prendo questo esempio perché la stessa cosa vale, a parer mio, per le cooperative sociali. Cioè spesso ci poniamo in una dimensione subordinata, ancillare ad altre imprese o ad altre strutture, alla pubblica amministrazione, e non ci confrontiamo fra pari, ma chiediamo pietisticamente le briciole. È un atteggiamento a cui un po' siamo condotti e a cui un po' ci conduciamo, che senz'altro porta allo stesso esito che riusciamo a leggere bene nel caso in cui lo pensiamo sul lavoratore svantaggiato, cioè l'atteggiamento pietistico del ti tengo al lavoro perché mi dispiace. Non mi sembra pagare, vedo un po' di teste che si muovono in termini in senso affermativo, quindi mi sembra che questo sia abbastanza condiviso. Questo è quello che si è cercato di fare a Brescia in tema di collaborazione, di possibilità di affidamento di appalti sopra soglia, quindi sopra la soglia europea, sopra i 220.000 euro, se non sbaglio, ma da lì in poi, quindi anche appalti molto consistenti. Questo perché c'erano delle condizioni di partenza, ossia a Brescia nasce con Felice Scalvini, che abbiamo sentito stamani, un contributo significativo per la stesura della 381, c'è un impegno quindi politico almeno dichiarato a favore dell'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, cosa che penso esista su tutti i territori, almeno questa dichiarazione. Un riconoscimento centrale della cooperazione sociale, molto più dichiarato che quello che poi si concretizza nell'assegnazione di bandi. C'è un codice degli appalti che nel 16 esce con una riserva, articolo 112 agli enti del terzo settore e articolo 110 con i criteri ambientali minimi, e una presenza di persone fra cui litigare, cioè una presenza di competenze specifiche significative, sia in termini di numero di cooperative sociali, di professioni all'interno, educative, sociali, sul progetto dell'integrazione lavorativa, sia a livello pubblico una presenza storica di nuclei di integrazione lavorativa, prima in capo agli ATS, alle ASL, oggi un po' più disaggregati,
che però vedono la presenza di attori pubblici competenti nel tema dell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate per la 381 cooperative sociali, disabili per la 68 nelle aziende. Questi un po' gli ingredienti di partenza. Nel 2017 comincia a trovarsi un tavolo di lavoro e qua riconduco al valore delle rappresentanze cooperative, dei CACOP, perché una cosa del genere si può fare. Io sono vicepresidente di Federsolidarietà Brescia, sono al primo mandato, non so se mi seguiranno, e perché bisogna anche capire che cosa si fa, cioè quindi riuscire a fare questa cosa forse ha bisogno di un'energia forte e ognuno deve poi subentrare quando ha altre energie, però sono anche il direttore dell'area risorse umane di una cooperativa di 500 persone con un'equipe di 7 educatori che seguono progetti di integrazione lavorativa. Questa cooperativa chiaramente leader all'interno del panorama bresciano fra le cooperative B non avrebbe da sola la forza per fare nulla di tutto questo, serve un'interlocuzione che invece è politica e che sia rappresentativa di una platea più ampia di cooperative. I soggetti che progressivamente hanno partecipato, si è iniziato in 2, in 3 e progressivamente ognuno ha aggregato gli altri sulla base della propria credibilità, quindi il pubblico ha chiamato altro pubblico. Confcooperative, l'associazione nazionale, eccomi, sarà del tutto più noioso, dei segretari comunali, l'associazione nazionale dei segretari comunali, cioè voi sapete che le convenzioni articolo 5 di fatto non sono applicate da qualche lustro o lo sono per porzioni di appalti ridicole, e questo perché sono state sollevate delle eccezioni di legittimità rispetto all'utilizzo di questo strumento, che fa sì che i segretari comunali che verificano e sono responsabili della correttezza procedurale degli appalti non utilizzino questo strumento. La possibilità quindi data dal codice degli appalti che abbiamo intuito è stata quella di generare un nuovo strumento che fosse avallato dai segretari comunali, quindi un'associazione nazionale che li rappresenta assieme a Associazione Comuni Bresciani, Provincia di Brescia, dove sta anche il collocamento mirato, il Comune di Brescia come comune capofila e gli uffici di piano territoriali dove risiedono le competenze rispetto all'integrazione lavorativa. Cosa è stato fatto in questo tavolo in una rilettura successiva? C'è stata innanzitutto, abbiamo litigato, è stata una cosa meravigliosa. Litigato vuol dire che alle 10 di sera del sabato ci si sentiva con il responsabile del servizio di inclusione lavorativa del Comune di Brescia, che non era d'accordo su alcune cose che si potevano mettere in quello che poi è diventato un bando tipo, ed è stato bello litigare. Ho fatto il viaggio con un mio collega Gigi in platea che mi raccontava, mia moglie quando le dico che ha litigato con mia figlia dice no, io sono la mamma, col cavolo che litigo, io le dico cosa fare. È stato bello litigare in questa dimensione, cioè porsi nella condizione di non ancillarità tale da poter litigare con il funzionario pubblico anziché chiedere pietisticamente le briciole perché siamo buoni, perché non siamo buoni. Io ho fatto in una vita passata in ASL, responsabile di un servizio di integrazione lavorativa, non ho conosciuto una cooperativa buona quanto le imprese 15-35 che devono assumere un disabile, magari part-time, possono coccolarselo e si può costruire, non tutte, però con tanti imprenditori, un contesto che non esiste nelle cooperative sociali. Adesso sto assolutizzando, non è così vero
sempre, però non è perché siamo buoni, è perché siamo capaci, è perché siamo professionisti di questa attività. Poter litigare quindi è stato molto importante, litigare perché c'è bisogno per fare questa cosa di un'opera di tradizione, cioè se le cooperative sociali non parlano in termini di trasparenza, burocrazia nel senso di rispetto ferreo delle norme e delle procedure, economicità degli appalti, eccetera, ma la mettono sull'inserimento lavorativo, sul siamo buoni, sulla qualità, non c'è dialogo, perché dall'altra parte siamo in un paese mafioso, nel senso che la mafia ha l'azienda con più fatturato in Italia e quindi lo Stato legittimamente si tutela in una forma di burocrazia asfissiante. Funziona? No. C'è un'alternativa? Non mi pare, e questo è il contesto con cui ragionare. Quindi fare i conti con la burocrazia, con delle norme stringenti e con l'adesione a questi aspetti. Cosa ha portato questa cosa? La definizione congiunta di cos'è un progetto di inserimento lavorativo di qualità. Per questa cosa io ho dovuto litigare poi con tutte le cooperative, con molte cooperative sociali, perché adempiere in forma scritta, quindi far sì che i comuni uscissero con dei bandi, con quello che è definito congiuntamente fra privato sociale, cooperative sociali ed enti pubblici, un progetto di inserimento lavorativo di qualità all'interno delle cooperative sociali, vuol dire far spendere più soldi alle cooperative sociali, vuol dire avere dei responsabili sociali, vuol dire avere dei tutor, vuol dire fare la formazione, vuol dire avere più ore, più percentuale di svantaggiati ore di lavoro e non teste rispetto al 30%, vuol dire avere delle tabelle che ti costringono a spendere dei soldi. Da questo nasce un protocollo sociale dove ci si accorda su cosa sia questa cosa e si articola con il supporto dei legali di Confcooperative e dei segretari comunali, si articola un bando tipo ai sensi del 112, quindi del codice degli appalti, articolo 112, riservato a cooperative sociali. Questo cosa comporta? Comporta una bestemmia, cioè noi viviamo da qualche decennio nel dogma europeo della concorrenza. Bisogna concorrere, il dogma è questo garantisce la qualità dei servizi. Noi stiamo chiedendo invece di non rispettare questo dogma, ma di riservare degli appalti sopra soglia, quindi anche per milioni di euro, a degli attori sul mercato, le cooperative sociali, gli enti del terzo settore. Per fare questa cosa serve che ci sia una motivazione solida, e la motivazione solida è che i bandi abbiano un doppio oggetto, quindi non si bandisce il taglio del verde, le pulizie, la digitalizzazione dell'anagrafe, eccetera. Si bandisce questo, un oggetto, e si bandisce l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Quindi in un bando che ha in appalto 80-20, 80 punti assegnati per la qualità dei servizi e 20 punti sul criterio economico, questi 80 punti abbiamo stabilito che 43 siano sulla qualità del servizio, che competenze ho nella digitalizzazione, che server ho, che strumenti informatici utilizzo, eccetera, eccetera, e 37, quasi la metà, invece sulla qualità dell'inserimento lavorativo, che percentuali ho di inserimento lavorativo, che percentuali di trasformazione a tempo indeterminato delle persone, quante ore di affiancamento, quante ore di formazione ai tutor e via dicendo. C'è un altro aspetto. È chiaro che così sarebbe tutto finto e la crocifissione da parte delle cooperative sociali di Fede Solidarietà sarebbe stata legittima, cioè mi fai spendere un sacco di soldi in più sull'inserimento lavorativo. Va bene, piglierò 37 punti e qualcun altro le piglierà 30, però nell'80-20, 20 punti vengono assegnati sul criterio economico e quindi quando c'è la
la sua cooperativa, che nell'esempio di prima fa il 50%, ci frega tutti. Quello che ha accettato il pubblico in cambio del condividere assieme la qualità dell'inserimento lavorativo e spendere lì i soldi è stato di inserire una formula per il calcolo dello sconto con un coefficiente 0,1 per il 70-30, coefficiente 0,2 per l'80-20, vuol dire la sua cooperativa di prima fa il 50% di sconto, la mia fa l'1% di sconto. Senza questo coefficiente lui piglia 20 punti e io non ne piglio nessuno. Con questo coefficiente lui piglia 4 punti e io ne piglio 1. Vuol dire che sono 3 punti di differenza a fronte di un ribasso della metà. Vuol dire che la pubblica amministrazione accetta che il risparmio economico che deriva al comune, alla provincia, all'ALER se lo userà, eccetera, si concretizza nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi nella riduzione di quella che può essere definita devianza, nella riduzione degli interventi economici a favore di tutto ciò che mi sembra ridicolo con questa platea sottolineare. Un altro aspetto fondamentale è l'applicazione del CCNL cooperative sociali. Mi piace molto perché, non so voi, ma a me ha fatto molto incazzare il momento in cui si è rinnovato il contratto e le organizzazioni sindacali volevano non sedersi al tavolo delle trattative per le cooperative B perché dicevano ci sediamo per le cooperative A, per le cooperative B esistono i contratti di filiera, se una cooperativa fa servizi ambientali utilizzerà il FISE, se fa servizi del verde utilizzerà il bracciante agricolo, eccetera. A me fa arrabbiare tantissimo perché qualsiasi, cioè quando a me chiedono incauto che attività fa, io rispondo facciamo inserimento lavorativo. Per fare inserimento lavorativo qualsiasi pretesto va bene, purché impariamo a farlo, lo facciamo bene, lo facciamo con una qualità sufficiente a un prezzo tale per cui ce lo comprano e riusciamo a integrare persone che lavorano, che quindi riescono a garantire quella qualità e quell'economicità. E quindi questo secondo me dà la dignità a un contratto di cooperative sociali per le cooperative sociali di tipo B. Cioè quindi il contratto di filiera, c'è la filiera è quella dell'inserimento lavorativo e anche questo è stato colto dal pubblico. Ho già un po' detto, un successo è la definizione congiunta di cosa si intenda per qualità, cioè anche noi siamo autoreferenziali quando stabiliamo che cosa sia un progetto di integrazione lavorativa nelle cooperative sociali, senza considerare che esiste una mega professionalità, magari non espressa in tutto in comune, magari nella parte più tecnica di chi si occupa del verde, dell'edilizia, eccetera, no, però nei servizi sociali sì. Infine c'è stata la richiesta fortissima di integrare con dei bisogni ulteriori che il Comune vede, cioè l'articolo 112 del Codice degli Appalti prescrive l'inserimento di figure che sono le stesse sostanzialmente della 381. I servizi sociali del Comune, a partire da 3 anni fa, dicevano a me bussano alla porta altre persone, padri, madri di famiglia che non hanno reddito. Questa cosa non può far sì che gli ultimi diventino ulteriormente ultimi e quindi le persone svantaggiate, carcerate, psichiche, eccetera, rimangono da privilegiare in un appalto, ma diventa criterio premiante la possibilità di fornire la disponibilità all'assunzione anche di persone con svantaggio europeo che, come sappiamo, contemplano il 24enne disoccupato, quindi di fatto si dice al servizio sociale segnalami chi vuoi nelle 2 o 3 persone su un bando da 8 milioni per cui ti do la disponibilità oltre al 30% delle persone svantaggiate. Salterei questa parte che è più di descrizione, nel senso che poi penso che saranno accessibili la griglia,
eccetera, sta uscendo la pubblicazione in stampa, anche questa per il trentennale di Fede Solidarietà Nazionale e Regione Lombardia rispetto alla narrazione del senso e dei criteri di questo bando, e quindi mi sembra superfluo. Alcuni esiti: ad oggi circa 20 milioni di euro in provincia di Brescia affidati con questi bandi. Simbolico, il primo bando per il quale si è utilizzato questo bando tipo 112 è stata la gestione del verde pubblico comune di Brescia. C'è l'amministratore delegato di Solco Brescia che ha partecipato e vinto questo bando, perché anche la concorrenza esterna da cooperative che sono tali solo sulla carta è molto difficile se i criteri sono così stringenti sulla qualità e non più solo sul prezzo. È stata vinta, hanno partecipato 7 cooperative, ci sono stati 67 progetti di integrazione lavorativa e c'è stato ad agosto, confidiamo che vincerlo tutti assieme, un nuovo bando per 8 milioni di euro, sempre sullo stesso appalto. C'è stata una pubblicazione promossa dalla Commissione europea per le buone pratiche in materia di appalti pubblici, un articolo sulla rivista specializzata Maggioli sugli appalti e la pubblicazione in ebook che sta uscendo ora. In ebook perché la sfida è mantenere l'aggiornamento normativo di questa cosa, cioè questa cosa non può essere solo tecnico-sociale, deve essere anche giuridica, quindi quando è cambiato 8 mesi fa la percentuale di subappalto dal 30 al 50%, si è riscritta quella parte, cioè è un qualcosa che deve restare vivo. Agli autori del bando, ai partecipanti al tavolo, sembra che questo strumento abbia delle radici solide e una struttura tale da poter essere anche utilizzato a un livello molto più ampio dei soli sottoscrittori dell'accordo, e quindi la pubblicazione a questo livello nazionale, perché confidiamo che possa essere uno strumento che sostituisce ma che integra le convenzioni articolo 5. Grazie Beppe. Sottolineo l'aspetto dell'importanza di avere coinvolto in questo percorso anche l'associazione di rappresentanza dei segretari comunali, l'associazione Vigames si chiama, perché poi sappiamo essere quelli che spesso all'interno delle amministrazioni, nonostante magari ci possa essere una volontà politica, sono quelli che pongono poi tutta una serie di potenziali ostacoli, a volte non per malafede, ma semplicemente perché sappiamo benissimo che di fronte alla Corte dei Conti poi ne rispondono soprattutto loro, dirigenti, segretari, per cui poi il fatto di avere coinvolto in questo percorso quel pezzo di amministrazione che spesso è determinante, lo ritengo un elemento estremamente virtuoso e credo che appunto sottolineo il fatto che è in questo che a volte penso che sia questo il mandato che le cooperative danno agli organi di rappresentanza del nostro settore, del nostro mondo, quando chiedono di aiutarle a proiettarsi in avanti. Abbiamo ascoltato due interventi, uno di visione di scenario, che è quello che ci ha raccontato, ci ha rappresentato Stefano, con tutta una serie anche di provocazioni che erano intrinseche all'interno del suo intervento, e in continuità poi proprio come possibile sbocco, uno dei tanti possibili sbocchi come di buona pratica, di soluzione ai tanti problemi, alle tante difficoltà che a volte abbiamo manifestato ed evidenziato, abbiamo raccontato questa esperienza bresciana. Vorrei un attimo adesso dare un po' di respiro in qualche modo a questa dinamica, non le finestre chiuse, nel senso che mi farebbe piacere se da parte vostra ci fosse qualche intervento o in quanto richiesta di chiarimento o in quanto contributo
aggiuntivo a questa chiacchierata che stiamo facendo, la intendo come una chiacchierata, ecco, non come una dinamica frontale dove c'è qualcuno che ci deve necessariamente insegnare qualcosa che non sapevamo. Per cui se c'è qualche intervento dal pubblico, prego. Sì, io vorrei fare... Aspetta, ti do il microfono così. Vai, te lo porto, sì. Volevo fare una domanda Ti sul... presenti anche? Sì, Così Fabrizio Pedretti, Cooperativa Agriverde di San Lazzaro Bologna. Grazie. Una domanda sull'ultimo intervento che ha fatto adesso Beppe Bruni. Non ho capito, avete fatto il lavoro sull'applicazione dell'articolo 112, in una delle ultime slide fai riferimento all'articolo 5 della 381. Articolo 5 381 solo cooperative sociali, articolo 112 bandi riservato all'inserimento lavorativo, ma può partecipare chiunque. Il chiarimento era su questo, perché l'articolo 112, se uno è bravo, può anche essere un SPA, mi porta via il lavoro. No, perché è Allora, rispondi subito. L'appalto, quello che dicevo sul dogma europeo sulla concorrenza, sono appalti riservati, possono partecipare solo cooperative sociali o enti del terzo settore. Non è l'articolo 112 allora? È articolo 112. Diciamo che l'ambiguità del 112, per come l'ho recepito io, non posso sbagliare perché non sono un grande studioso, è che sarebbe riservato a imprese sociali. Enti del terzo settore. Quindi noi potremmo avere anche un'impresa sociale non cooperativa sociale che partecipa con un progetto di inclusione socio-lavorativa di persone. L'importante è che abbiamo un Senza progetto fini di di lucro. ma ente di terzo settore. Quindi senza fini di lucro. Commerciale. Io all'articolo 112 posso essere rimasto dietro nell'aggiornamento. Volevi aggiungere altro? Sì, riguardo questo più in generale era un'osservazione su mi sta bene rivolgere in questa occasione un appello a noi perché ci aggiorniamo, ci evolviamo continuamente, ma visto che parliamo dei 30 anni della 381, prima Scalvini ha fatto la provocazione, abroghiamola, e non è andata così. Ci sono tanti pezzi della 381 che non da adesso ma da quando aveva 10 anni ci diciamo l'articolo 4, cioè noi nella nostra micro esperienza non troviamo persone svantaggiate da assumere, le estremizzo, mentre assumiamo persone fragili e vulnerabili che, come sappiamo tutti, non sono persone svantaggiate ai sensi della 381. Paradossalmente in un bando del genere io perdo punti sull'inserimento lavorativo perché crollo solo nella percentuale delle persone che ho assunto. E però ho assunto una donna violentata con 2 figli a carico, però ci siamo sacrificati. Volevo dirti una cosa, nel senso che la tua osservazione che prende la provocazione di Felice Scalvini questa mattina, che in qualche maniera condivido anche quella provocazione di Felice Scalvini, cioè che io personalmente credo che sia ora di mettere le mani sulla 381, credo che sia ora il tempo di pensare, non dico tanto una valutazione, ma sicuramente a una revisione della 381. Su tanti aspetti, ci sono aspetti che stridono. Prima, quando tu ad esempio dicevi il riferimento al contratto nazionale cooperative sociali, da una parte abbraccio pienamente la tua dichiarazione, dall'altra parte io sono fortemente deluso del contratto nazionale cooperative sociali perché è un contratto scritto per cooperative A. Basta che guardiamo anche le declaratorie, basta che guardiamo la formazione e altro, è una cosa che mi sento dire non ci riguarda, e però nello stesso tempo ti sto vicino su questo ragionamento, perché quell'atteggiamento del sindacato che non ci riconosce e ci schiaccia eventualmente su altri luoghi e quindi che va contro quel principio che ho detto prima, cioè che non possiamo schiacciarci in una dinamica laburista, però dovremmo mettere mano sicuramente alla 381 e sicuramente al contratto nazionale e non soltanto sugli aumenti salariali, quindi anche su un po' più di sostanza. Su questo faccio un lancio.
nel senso che credo mi sembra la settimana prossima, scusatemi per le mie distrazioni, credo che Lega Coop Sociali va verso il proprio congresso e noi, una parte di Cooperative B, stiamo lanciando anche verso il congresso, la presidenza, la necessità di costruire un gruppo di lavoro su, e chiamiamolo così, entro e oltre la 381 verso l'economia sociale, cioè prendendo tutte quelle provocazioni che ho un po' lanciato prima, ma di riposizionarle in uno spazio, diciamo, più concreto, che bisogna scrivere delle cose, bisogna trasformare la 381, bisogna fare una cosa. Però mi viene a dire, al di là che entro e oltre la 381, anche entro e oltre Lega Coop Sociali, nel senso che questo a me piacerebbe tanto, lo lancio a te, a Marco, a tutti gli altri, e che sia magari uno spazio dal basso. Cioè io non voglio il funzionario né di Lega Coop né di le cooperative. Sì, cioè, vorrei proprio la cooperativa, quello, cioè le tue difficoltà, le mie, quelle di tanti altri che vivi quotidianamente e che cominci a elaborare una soluzione, però non più giocando in difesa, ma giocando in avanti. Perché io sono molto convinto, anche in alcuni lanci che sono venuti fuori questa mattina, che lo spazio oggi delle cooperative sociali di tipo B, almeno concettualmente, è molto più avanzato dello spazio definito dalle cooperazioni sociali di tipo A rispetto al contesto che viviamo. Assolutamente. Allora, uno mi pare che c'era anche Michele che voleva dire qualcosa. Sì. Dico due cose velocissime. Visto che poi gli appalti non bisogna parlare, bisogna cercare sempre altre forme di sviluppo, poi come buoni cooperatori caschiamo su queste robe. Mi presento, sono Michele Vignali, presidente di un consorzio di cooperative B toscane che si chiama COB. Siamo 35 cooperative sociali e facciamo anche le gare. E è evidente che, mi riferisco a quello che diceva Beppe Bruni, è evidente che un lavoro del genere è importante. Cioè è importante a prescindere poi dal risultato che ne possa scaturire, perché non è detto che poi i risultati ci siano. Io faccio un esempio, la Toscana ha storicamente fatto questi processi di emancipazione dell'ente Q, fatta anche corsi di formazione, partecipazione, forme pattizie, arrivando fino anche alla definizione nella legge regionale, che è la 58 del 2017, che definisce tutta una serie di questioni, tra cui anche l'articolo 112, che è vero che riguarda anche non cooperative sociali, perché parla di operatori economici, però di fatto oggi o sono cooperative sociali o sono imprese sociali che fanno inserimento lavorativo. Quindi io ho la paura che venga l'SPA che assuma il 30% di soggetti svantaggiati, io dico magari. Abbiamo scritto nella nostra mission che il nostro obiettivo è l'estinzione perché non servono più le cooperative B, quindi magari venisse tutto questo e il mondo del profit assumesse il 30% di saldi. Io spero che qualcuno mi assuma e avanti. Dico questa roba perché noi ci ritroviamo nella condizione bella della Toscana, ad avere una legge regionale che c'è scritto delle robe bellissime, tra cui anche il superamento del principio di rotazione legato al progetto individuale, cioè dice che se si stabilisce che il progetto individuale è una pensione di 5 anni e legale le faccio per un anno, posso richiamare la stessa cooperativa. Questo dice la legge Toscana, tanta roba, amici tanta roba. E ha scaturito per esempio un bando regionale sul verde delle ASL da 40 milioni di euro che con tanta fatica siamo riusciti a portare a casa, perché poi anche applicando quelle formule lì c'è chi riesce a fare delle robe immaginabili, quindi tanto da queste zone, quindi dico questo perché è evidente che poi quella roba va applicata e non è solo, e il problema del segretario comunale, che molto spesso diventa il soggetto su cui poi si scarica terra e fulmine, colpa del segretario comunale, è ancora un progetto più complesso, perché dipende dalla comunità in cui stiamo, dal clima che si respira, dal ruolo che le cooperative sociali poi hanno esercitato per diffondere poi l'utilità che hanno veramente in quel territorio, lo scambio di valori in quel territorio, e soprattutto dal meccanismo con cui vengono costruiti, perché un segretario comunale alza le braccia perché dice
A me la politica non me l'ha dato questo indirizzo. Ci sono le sentenze, c'è la Cassazione, c'è i ricorsi, c'è un mondo che pigia da un'altra parte. Quindi penso che, e qui si torna ai ruoli, alla rappresentanza, penso che la nostra rappresentanza deve cambiare il modo di operare e iniziare a lavorare per costruire le basi, ad esempio per costruire programmazione dei servizi di un certo tipo, perché a quel segretario comunale, se c'è un candidato sindaco che va alle elezioni e dice io voglio fare inserimento lavorativo sui lavori del comune, poi va al consiglio comunale e si fa dare il mandato di un documento amministrativo di mandato su questa direzione, poi agli uffici fa fare la programmazione dei servizi inserendo che sul verde si fa inserimento lavorativo, poi quel segretario comunale con la normativa, con le leggi, con il codice degli appalti, con la normativa vigente, che io faccio dal 99, il cooperatore sociale e la legge così non c'è mai stata, può essere in grado di fare questo. Oggi questo non avviene e questo ci dobbiamo porre delle domande, forse anche perché un pezzo del nostro mondo è più, se ne parlava prima, è più facilitato a utilizzare lo strumento della gara d'appalto, perché è più aggressiva, riesco a durare anche meno fatica a fare la progettazione. Mi sto zitto, se no divento troppo. Grazie Michele. Loro sono un esempio interessante di capacità di aggregazione del mondo dell'ID. Io credo che io seguo molto da vicino perché io sono anche presidente di una cooperativa sociale nelle Marche. Io credo che uno dei problemi che abbiamo nella cooperazione sociale di tipo B è la capacità di aggregarci e credo che se non cominciamo a immaginare dei processi di aggregazione che possono essere per filiera o per altro tipo di oggetti di interesse, veramente siamo destinati a scomparire. Loro sono un esempio interessante perché sono riusciti a fare un bel sistema di aggregazione di cooperative in grossissima parte toscane e credo che sia un esempio in qualche modo da studiare. Ha lanciato le sollecitazioni, ma su questo ci torno dopo. C'era uno di loro, entrambe, lascio avanti, poi Andrea. Allora, integro. Vi chiedo sempre il nome. Massimo Bragnini, Secop e Solco Brescia. Volevo legare un attimo, se mi permetti Beppe, quello che si diceva di là, che la legge non è quella che cambia la cooperazione, ma che è l'interazione fra l'economia esistente e la possibilità di fare delle buone norme. Perché avviene quel lavoro straordinario fatto insieme dai nostri rappresentanti? Perché si sta sviluppando a Brescia un'esperienza un po' nuova, non dichiarata ma praticata, che la rappresentanza e il mondo delle cooperative su questi temi non si sentono due modi diversi. Quel lavoro che è stato fatto ha funzionato perché le cooperative sociali di tipo B erano pronte a fare quel salto e perché si sono fidate dei propri rappresentanti dentro Federsolidarietà e Confcooperative perché parliamo lo stesso linguaggio. Non abbiamo sentito il bisogno di essere diversi e guardate che quando queste due esperienze vanno la rappresentanza politica da un lato e la capacità di fare impresa dall'altro, pur con tutte le fatiche si mettono a dialogare con dei linguaggi comuni, i risultati poi avvengono. Terzo aspetto, che cosa trascina questo tipo di bando e di responsabilità sociale che ci siamo assunti sostanzialmente? Ci obbliga a migliorare a fare inserimento lavorativo e a farlo in maniera seria e strumentale. B, ci obbliga ad aumentare le capacità tecniche di gestione dei servizi. C, ci sta spingendo al punto che stiamo cominciando a dire: guardate che Brescia non è più la Brescia di 8 anni fa. Il comune di Brescia ha speso lo scorso anno più di 1 milione di euro di irrigazione dei giardini. Sta cambiando completamente il clima a Brescia. E quindi stiamo cominciando a ragionare dal punto di vista tecnico per cambiare il sistema di seminazione e di piantumazione di Brescia. Questa è la coprogrammazione, questa è la coprogettazione. Io credo che le sfide si affrontino in questo modo. Sì. Poi chiudo, sono totalmente d'accordo con te, l'abbiamo detto i nostri rappresentanti, che il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale le B non le vede.
Ditemi voi, un direttore tecnico di un'impresa che lavora come la mia sulle reti tecnologiche in fibra ottica, dove trova un responsabile tecnico all'interno di quell'area? Punto di domanda. Guardate che poi noi ci confrontiamo da questo punto di vista con i sistemi di selezione degli ingegneri, dei diplomati dell'ITIS, delle persone che fanno meccatronica, che quando gli fai vedere il nostro contratto già arrivano i colloqui dicendo Dio, andiamo anche lì a vedere. E già questa è la prima soglia d'accesso. Ma poi quando vedono qualcosa che non li ritrova, ecco. Grazie. Sì, grazie. Poi la questione del contratto, voi sapete che c'è anche il problema in Emilia Romagna, c'è stata recentemente la sentenza del TAP sul discorso del contratto del finanziamento. Un'altra battaglia questa. E quello è un altro problema, ma ti dico che a livello di federazione, a livello nazionale si è cercato in tutti i sindacati su questo, perché l'errore di fondo di impostazione è che noi veniamo visti, tant'è che il sindacato chi manda al tavolo? Manda la funzione pubblica, perché noi veniamo visti come una funzione pubblica. Questo è l'errore di impostazione di fondo. Andrea, io vi chiedo scusa, ma non sono. Io dovrei fare una cosa che non ho ancora fatto. Mi chiedo scusa, ma non sono come dire, così bravo in queste cose. Andrea Bernardoni, io sono presidente della Coop Sociale in Umbria, e condivido però il tema della rappresentanza, però ho preso la parola per una soluzione rispetto al tema della 381. Io credo che l'evoluzione naturale facilmente realizzabile che non siamo riusciti a fare in questa fase è quella di prevedere nella normativa che disciplina le imprese sociali il fatto che le cooperative sociali possano operare in tutti i settori in cui operano le imprese sociali, perché non c'è una motivazione per il fatto che, ad esempio, nel settore culturale una cooperativa sociale che non fa inserimento lavorativo non può operare, mentre può operare un'impresa sociale. E questo si tratta di modificare qualche parola dell'articolato. Punto 2, credo che collegato a questo, sempre sulla norma che riguarda, sempre sulla norma che disciplina le imprese sociali, vada previsto l'obbligo di coinvolgere i lavoratori e i beneficiari anche per le cooperative sociali, perché anche in questo caso non c'è un motivo per cui da questo obbligo sono escluse le cooperative sociali. Punto 3, sarebbe opportuno riuscire ad approvare il disegno di legge che è stato depositato, non mi ricordo in quale ramo del Parlamento, che ancora le cooperative di comunità alla forma di impresa sociale. Con questi 3 interventi, di fatto, secondo me, abbiamo riscritto la 381 ampliando il perimetro di operatività per tutte quelle imprese che perseguono finalità solidaristiche e non solamente finalità mutualistiche o di profitto. È un'ipotesi molto, molto interessante. Qualcun altro che vuole alzare la mano? Ok, intanto chiederei a voi due di fare un rimando su quanto è stato detto. Io penso che una parte su cui la 381 è stata sicuramente superata, e ritorno a un discorso che abbiamo fatto stamattina,
55 del codice del terzo settore, cioè ampliare la possibilità di fare coprogrammazione e coprogettazione su tutti gli aspetti che possono riguardare il nostro campo d'azione. Tra l'altro voglio dire, proprio in tema di questioni appalti e non appalti, io penso che troppo spesso noi ci dimentichiamo che nell'articolo 55 c'è un comma, il quarto, che è l'ultimo, dove si dice anche che uno degli scopi della coprogettazione è quello di approdare un sistema di accreditamento. Ecco, io oggi penso, visto che qualcuno di voi lo sa, l'ANAC ha recentemente chiesto dei pareri sulle linee guida che sta per emettere, io penso che una delle cose sulle quali dovremmo soprattutto fare una battaglia è questa, cioè fare in modo che la coprogettazione punti a favorire dei sistemi di accreditamento, perché è sicuramente la modalità che ci può far superare quella logica spesso molto riduttiva che abbiamo vissuto e che viviamo spesso, appunto, non andare dietro all'appalto. Vi lascio la parola per delle repliche. Marco nel frattempo ho guardato la normativa, articolo 112, siamo in una situazione per cui abbiamo ragione tutti. Fantastico. Nel senso che l'articolo 112 prevede le diverse fattispecie con un no in mezzo, quindi l'ente pubblico può decidere di riservare a imprese sociali o cooperative sociali o a aziende anche private che riservino. Questo o anziché un e è dirimente, nel senso che si è scelto per la parte precedente, quindi nel bando tipo in questo caso non è possibile che accedano imprese profit, in termini teorici è possibile che quello che diceva Michele, lo sposo interamente, se già questa impalcatura di fatto esclude cooperative spurie, che forse dovremmo anche dedicarci di più anche nei nostri sistemi a escludere, perché la nostra credibilità viene azzerata nel momento in cui l'interlocutore pubblico ha a che fare con questo tipo di falsi, che faccio fatica a chiamare cooperazione. Se già è difficile per queste, per un'impresa profit ritengo che sia impossibile. Se l'impresa profit ce la fa, le suggeriremo di utilizzare la forma della cooperazione sociale, che è forse più congrua. Rispetto a quello che diceva Michele, è chiaro che abbiamo valutato di presentare uno strumento che non è che risolva le problematiche, e ce ne sono. Mi piace molto l'intervento di Massimo nella sua dimensione anche da consorzio territoriale, perché se penso a come nell'assegnazione degli appalti del verde pubblico di Brescia si siano tutelate anche le esperienze territoriali e le collaborazioni del comune con alcune cooperative, questo è potuto avvenire con la costruzione di un tavolo di lavoro congiunto all'interno del consorzio, che ha visto la partecipazione di queste 7 cooperative, che in 4 anni di sangue ha stabilito un regolamento per l'accesso anche di altre cooperative a questo stesso, alla possibilità di eseguire questi lavori, che ha visto la partecipazione di componenti delle diverse cooperative per l'attività commerciale del consorzio sul verde pubblico e per la parte tecnica di interfaccia con la stazione appaltante, cioè in mezzo ci deve essere la costruzione di una serie di strumenti, cioè quello miracoloso secondo me oggi è un po' onnipotente pensare che possa esistere. Quello che sento come esito è che se fino a un lustro fa, qualcosa di più, anche la dimensione individuale della cooperativa che si specializzava su alcune situazioni, in un territorio, in alcune interlocuzioni, poteva essere premiante, oggi dal mio panorama, che senz'altro è bresciano, ristretto, mi pare che le aggregazioni, con la fatica dell'aggregazione, del confronto, della negazione delle proprie specificità per doverle integrare, sia
indispensabile per proseguire l'interlocuzione. Io sì, allora, presi gli interventi, le riflessioni da parte tua, mi sembra che ci sia dei grandi temi, no? Due grandi temi, uno gira tra il CNL e l'altro sul codice degli appalti, fondamentalmente. E su quella parte in realtà che è la nostra interfaccia sull'economia pubblica, in qualche maniera, e dove però contemporaneamente, anche ragionando sullo strumento della coprogettazione, il quale che però riportato fuori da questa immagine virtuosa che mi dà in Brescia, che chiarisce alcune cose, la coprogettazione per molti è uno spazio scivoloso, ambiguo, soprattutto perché ha generato delle aspettative che non sono esattamente quelle che mi hai raccontato tu. Mi ricordo anche Felice Scalvini, appena diventato assessore a Brescia, quando disse non faremo mai più gare di appalto, se ti ricordi, e i grandi scontri che avete avuto dopo, le arrabbiature, eccetera, eccetera. Ma in questo passaggio cosa c'è? C'è in qualche maniera l'aspettativa di molti, perché l'ho sentito in tantissime situazioni, in tantissimi tavoli, che la coprogettazione sia il sistema per farci saltare così, proprio così la gara d'appalto. Non è esattamente questo. Questo concetto che tu esprimi in maniera molto chiara della coprogettazione per andare verso il 112, per quanto mi riguarda sulla cooperazione B, è per quanto mi riguarda la via maestra, in maniera molto molto chiara, anche perché in qualche modo la coprogettazione su alcuni chiarimenti non ancora definitivi sembrerebbe che sì, te la possano pagare, ma fuori campo IVA e a rendicontazione. Questi per la cooperativa B andare a fare una cosa del genere vuol dire massacrarsi totalmente. E mentre in questa cosa qua cosa vuol dire? In tante situazioni abbiamo... So che in Friuli ci sono delle esperienze. Come? So che in Friuli alcune amministrazioni hanno messo in campo delle esperienze imbarazzanti. Sì, veramente imbarazzanti. Sì, confermo. E fondamentalmente diciamo che con i tali servizi, una cosa e l'altra, ancora tra piani di zona e situazioni di altra natura e tipo, una forma di coprogettazione era in qualche modo sempre esistita. Il fatto oggi di definirla e pagarla, quindi ci mettiamo a un tavolo di lavoro, il pagarmi a rendicontazione e il tuo impegno come ente pubblico che mi riconosce non è tanto il valore del soldo che mi dai, perché sono molto più ripagato da quella presenza, però non è un tavolo occulto. Questo è l'elemento fondamentale della coprogettazione, cioè è un tavolo che fa riferimento e altri mi dai un soldo e su questa vicenda qua riconosco questa relazione ed è molto molto importante. Molto interessante è anche, diciamo, in qualche maniera l'ipotesi Bernardoni, no? che me la lancia lì in qualche maniera su un'idea di revisione della 381 già in corso, e forse mi sento di dire che non ce l'ho mai pensato, ma che questa può essere una cosa molto interessante, perché di fatto forse noi abbiamo il coraggio di dire una cosa: la cooperazione B, che è totalmente diversa dalla cooperazione A, cioè può essere qualcosa di importante se rivendica di essere qualcosa di spurio, qualcosa di contaminato, qualcosa di ibrido, okay? In senso positivo, cioè non altre cose. Ho usato il termine spurio, potrei evocare altre cose, ma lo uso come più contaminato e altro. Quindi che noi, la 381 ci sta stretta come ci sta stretto il contratto nazionale. E su questo dobbiamo trovare delle soluzioni che possono essere una revisione articolata, complessa, contorta della legge, oppure il fatto che quelle imprese sociali a forma cooperativa, che si richiamano cooperative sociali di inserimento o di inclusive e estremamente in processi inclusive, fanno riferimento a un dettato normativo articolato, cioè non mi basta più una legge sola.
Questo potrebbe essere una cosa interessante, perché da questo penso anche un'altra cosa, sulla questione della Federambiente, su cui ci siamo veramente sbracciati. Non stare attenti, perché sulla questione del Federambiente ci sono due interpretazioni. Allora, una, molte multi-utility, molte municipalizzate, ci hanno chiesto di entrare nel settore dei servizi ambientali fondamentalmente per risparmiare, perché il costo di una cooperativa sociale in appalto è inferiore di molto del costo anche semplice della stessa multitude di assumere propri dipendenti o affidarsi a altre aziende che applicano il Federambiente, avendo risparmi sul costo lavoro diciamo superiore al 30%, mi sembra verso il 40%. Okay? E su questa cosa qua diciamo non siamo oggetto di interesse per quello che mi dici tu. Rischiamo di cadere in un meccanismo che è un vicolo cieco. A Trieste a noi è successo una cosa su una gara d'appalto per sempre servizi ambientali. Dobbiamo applicare il Federambiente. Facciamo ovviamente un'offerta adeguata, ma facciamo anche un accordo sindacale che ci permette di applicare il contratto Lega Cooperative Sociali con delle aggiunte di reddito a ora lavorata per ottenere più flessibilità nel lavoratore. Quindi giustificando con questo, e che è anche una realtà, che il mio lavoratore che mi costa il 30% in più perché lavora in un ecocentro e che mi è riconosciuto quei soldi lì, io, se questo qua che mi fa 4 ore al giorno gli voglio dare opportunità in più, non gliele posso dare perché mi costa troppo da un'altra parte. Allora, applicando un'indennità oraria riconosciuta dentro quell'accordo sindacale, lui nell'ecocentro ha un contratto Lega Coop Sociali adeguato su questo. Se gli do altre 4 ore, non so, nel macchinaggio, nella movimentazione merci, nelle pulizie o altro, che gli fa comodo per integrarsi al reddito, quelle mancano di indennità. Io credo che dobbiamo cominciare a ragionare, non so se questa è la soluzione principe, ma indica, diciamo, riflessioni come quelle poste da Bernardoni, che per noi la soluzione non è così semplice, perché anche nella tua affermazione, altrettanto ambigua, ma lasciamela dire in termini positivi, ambigua e contraddittoria, noi, la nostra professione è fare inserimento lavorativo, ma se io non so fare il meccanico e non so aggiustare le gomme, non faccio nessun inserimento lavorativo. Quindi la mia professione è sapere fare il meccanico, sapere cambiare le gomme, saperlo fare bene e avere una capacità di accogliere, insegnare a persone vulnerabili questo impatto, questo tipo di vicenda, e su questo fare inclusione vera. Cioè le due cose non sono scindibili. È il vecchio concetto, che viene a dire negli anni, ne parlavamo molto negli anni 90, che l'operatore principe all'interno dei nostri sistemi lo chiamavamo all'inglese vocational therapist o terapista vocazionale, perché doveva mettere insieme queste due cose e non le poteva scindere. Questo è l'elemento fondamentale, per cui l'importanza in questo momento storico che viene fuori su tutte queste cose qua, perché alla fine vedo tante persone che rispetto a 10 anni fa sono preparate sul codice degli appalti, sul 112, magari possiamo discutere sul punto, il CCNL, questo e quello, è una crescita professionale molto elevata, ma una crescita professionale elevata che ci indica uno spazio per noi di sviluppo che non è più quello spazio che mi sento un po' di dire attenzione dell'articolo 5 che ci insegnava una strada facilitata. Ma sì dai, tu vieni, fai l'inserimento lavorativo del signor Antonio e della signora Maria, ti tengo da parte un pezzettino di appalto. Non buttiamo via l'articolo 5,
ma cominciamo a ragionare che il nostro sviluppo non sarà sull'articolo 5, sarà dentro questa complessità che dobbiamo assumere e riarticolare. Ce la ho. Totalmente, tranne che su un punto, ma perché penso che non siamo capaci di gestirla così un pezzo che hai detto dell'accordo sindacale rispetto ai lavoratori, nel senso che noi pur essendo in 500, lavorando un 40% del nostro fatturato per municipalizzate, abbiamo fatturato di 25 milioni di euro, quindi una pezzo importante, il 40% per municipalizzate e il resto privati, per fortuna. Nella parte per municipalizzate c'è stato l'affidamento di una gara, un pezzettino, con la richiesta di applicazione del CCNL Federambiente. Io non sarei in grado di gestire che 10 lavoratori di questi 500 prendano il 30% in più degli altri, non sul capo, non ce la facciamo. No, ma sono... L'accordo che abbiamo fatto è stato, a livello sindacale, è stato ammesso che ci sia un pezzo in più, perché secondo me non c'è, nel senso che i 7 educatori hanno un costo di 250.000 euro che la cooperativa sostiene e non sono, mentre a 2A piuttosto che altre municipalizzate non ce ne hanno. Non sono riconosciuti, né coperti dalle marginalità. No. Cioè sì, coperti dalle marginalità sì, se no saremmo pazzi. Non so. Però sì, se no voi questo non tutti riescono. Però l'accordo fatto è stato il pezzo di marginalità, il pezzo in più che ritieni erroneamente che mi stia dando, facciamo un accordo per cui lo ripartisco per 500 lavoratori. Vuol dire che non arrivano 5.000 euro all'anno in più a 10 lavoratori, ma 200 euro all'anno in più, una forma di, però a 500. Una forma di mutualità interna. Che è la mia capacità di gestire il personale. Mi piace molto e la indicherei come la via maestra questo, no? Però purtroppo quello che ti ho detto io resta un problema, perché anche noi oggi che abbiamo bisogno sempre più di professionalità, in questo periodo, esempio molto concreto, di cui ho bisogno di autisti con patente C, io non riesco a contrattualizzarli sul valore economico che riconosce la cooperativa. Possiamo forzare, ma questo prima o poi riaprirà una crisi e allora ci troveremo di fronte a stipendi differenziati che sarebbe meglio gestire invece che così di nascosto, cerchiamo di non farlo sapere e via, trovare un meccanismo trasparente, condiviso, anche dentro una discussione più ampia che noi abbiamo, per poter capire come fare queste casistiche. Ok, grazie. Purtroppo abbiamo problemi concreti su cui spesso ci troviamo in tante occasioni a parlare. Vorremmo probabilmente trovare maggiori soluzioni anche da un punto di vista di tempestività. A questo tavolo manca l'esperienza di una cooperativa che avevamo invitato, Beppe Pisano, della cooperativa L'Arcolaio di Siracusa, che è una cooperativa che fa un'attività molto interessante di pasticceria all'interno del carcere di Siracusa, ma è un'attività di pasticceria che poi fondamentalmente si confronta con il mercato, perché loro realizzano prodotti, la grossa pasticceria, ma non fanno solo pasticceria, prodotti alimentari che poi immettono sul mercato in alcuni circuiti. Per esempio i loro prodotti si trovano spessissimo nelle botteghe del commercio ecosolidale, si trovano spesso nell'ambito per esempio anche delle Coop, dei supermercati Coop. Purtroppo Peppe non è potuto venire perché, non so se lo sapete, ma in Sicilia stamattina c'è di nuovo una tempesta meteo che ha fatto sì che il suo aereo partisse da Catania e atterrasse nuovamente a Palermo. Lì è rimasto e niente, quindi non ci ha potuto raggiungere. Però il suo pezzo avrebbe completato anche un po' questo panel, perché andava a presentare
quello che era l'esperienza di una cooperativa che si confronta esclusivamente poi con il mercato, con tutte le difficoltà e le criticità che ci possono essere. Però voglio rivolgere ai miei relatori che, come dire, in questo caso anche tu Beppe ti rivesti anche un po' del tuo ruolo di cooperatore sociale, con un paio di domande. Cioè, la prima è, secondo voi, quali possono essere le sfide in senso imprenditoriale che abbiamo davanti come mondo della cooperazione sociale e in particolare della cooperazione sociale e l'inserimento lavorativo? Io all'inizio di questa breve sessione parlavo appunto di quelle che sono le sfide della sostenibilità, la sfida del PNRR, che è una sfida sulla quale dobbiamo capire come organizzarci per agganciare tutte le opportunità che verranno. Quindi esternamente quali sono le sfide che noi non possiamo perdere da questo punto di vista, per continuare a essere un soggetto imprenditoriale in grado di svolgere un'azione trasformativa all'interno dei propri territori. Quindi torniamo a quella funzione, se volete, anche politica di cui si parlava stamattina. E l'altro tema, qual è la sfida interna che invece dobbiamo affrontare per migliorare la nostra dimensione imprenditoriale dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della capacità di sapersi anche promuovere esternamente, dal punto di vista della capacità di sapere dialogare con il proprio territorio. Qui Beppe, appunto, perciò dicevo, rivestiti del tuo ruolo di cooperatore, voi come cooperativa avete saputo fare della capacità di costruzione all'interno del territorio di relazioni virtuose un elemento, un asse portante del vostro sviluppo. Quindi ecco, queste due domande vi chiedo, una più di tipo esterno, le sfide imprenditoriali che abbiamo davanti e che non possiamo perdere, la seconda è quali processi trasformativi interni, riorganizzativi dobbiamo saper affrontare. Prima accennavo al tema della capacità di aggregarsi con gli altri, perché è vero, la dimensione del piccolo è molto importante, molto interessante, ma il troppo piccolo significa essere lentamente o velocemente essere condannati a morte. Il tema del quanto rimanere soggetto che opera su quel territorio, oppure come immaginare la propria imprenditorialità all'interno di una territorialità più vasta, che magari può significare andare appunto a costruire alleanze con chi ci assomiglia altrove e non andare a scalzare sul territorio soggetti come noi che fanno attività imprenditoriale di inserimento lavorativo. Invertiamo tu e poi tu e Stefano. C'è un elemento che è solo una dimensione di consapevolezza, cioè a me non pare che gli ingredienti che costituiscono il fare impresa cooperativa sociale siano diversi dagli ingredienti necessari per fare impresa for profit, cioè gli ingredienti in termini di personale, di innovazione tecnologica, di profitto, di coinvolgimento, eccetera, a me sembrano gli stessi, è l'uso che se ne fa che è diverso, e quindi secondo me penso che il linguaggio cioè il pensiero faccia il linguaggio crei la realtà, e quindi per questo alcuni decreti non passati in Parlamento ultimamente è drammatico che non siano passati, perché negano un po' questa cosa. Il pensare che noi possiamo appropriarci e usare propriamente alcuni linguaggi è fondamentale. Le imprese profit lo fanno, cioè la resilienza non è più un elemento che connota un pensiero cooperativo o sociale, la sostenibilità integrata non lo è più, la tutela ambientale, eccetera. Per noi rischia di restare invece tabù il concetto quale quello di profitto, quale quello di servizi alle imprese, la flessibilità produttiva, mentre invece poter pensare che il concetto di profitto è un'organizzazione che punta al profitto non sia contraria
al fare impresa sociale, ma che dipende da cosa te ne fai di questo profitto, di qual è la finalità con cui fai profitto in una dimensione in cui non c'è distribuzione di utili, in cui non c'è un titolare, un padrone dell'impresa, quale senso ha questo profitto? L'idea di una flessibilità nel lavoro, perché non possiamo generare contesti lavorativi finti, cioè possiamo iniziare con contesti lavorativi molto accoglienti che siano rispettosi del grado di autonomia che ha una persona quando arriva da noi, ma se noi non abbiamo un atteggiamento pietistico di distribuzione di uno stipendio, oggi c'è il reddito di cittadinanza, non serve, ma di generazione di un'identità lavorativa, cioè quando ci ha presentato ha detto cosa facciamo, mica ha detto che ho 2 figli, che gioco a calcio, giocavo, cioè mica ha detto le cose che più mi connotano personalmente, ha detto che lavoro faccio. Oggi che ci piaccia a noi, il che lavoro fai è ciò che sei per molti versi. Per una persona con problemi psichici, alcune che abbiamo visto filmato, poter dire faccio il giardiniere, faccio assemblaggio, costruisco finestre è una dimensione tanto più significativa, forte, connotativa che non sono paziente psichiatrico, sono in carico al CPS. Questo è il lavoro che facciamo, però lo iniziamo con un livello di accompagnamento, ma poi deve sbocciare in una dimensione lavorativa fatta di fatica, di flessibilità, degli stessi aggettivi che usava il tuo collega con la barba che diceva il lavoro, eccolo, il lavoro è anche alienazione, sì, è anche quello, non è che per la persona psichiatrica non debba essere alienante, cioè non è ceramica, cioè dobbiamo ragionare, secondo me, sdoganare alcuni elementi che ci fanno, che ci bloccano rispetto a degli sviluppi imprenditoriali. Pensare che la comunicazione, che è un elemento oggi fondamentale per tutte le imprese, lo sia anche per noi, e quindi la comunicazione non sia esclusivamente dei successi che raggiungiamo, ma che sia anche marketing, cioè che si usino tutti gli strumenti che servono per poter competere su un mercato che è quello che dicevi prima. Quindi quando dico facciamo inserimento lavorativo come nostra attività, ma dobbiamo farlo con una qualità e un prezzo tale da venderlo sul mercato, non dico una cosa distante, cioè il meccanico deve fare il meccanico e saper riparare il mezzo, se no nessuno andrà lì. Se poi in mezzo ha delle visioni religiose e riesce a gestirsele, va bene uguale. Quindi il poter pensare di poter fare consulti, cioè le scelte, come dice, rientra nella dimensione cooperativa. La nostra cooperativa si è trovata a un certo punto con una testa grandissima, cioè con una serie di uffici di staff, di professionalità specifiche molto impegnative anche sul piano economico nella crisi del 2008. Abbiamo cominciato a dover scegliere se ridurre la parte di costi indiretti, quindi di staff, o aumentare la platea dei servizi andando a generare concorrenza con le altre cooperative, perché se ti allarghi qualcuno si stringe, oppure fare altro. Abbiamo sperimentato l'altro e sta funzionando, quindi il vendere consulenze, il continuare ad avere questa testa, ma il venderla ad altre cooperative all'inizio, venderla alle imprese, a costruire un ufficio che oggi è di 15 persone di informatici che oggi hanno generato dei gestionali che servono per lui, gestionare i rifiuti, gestionare sulla gestione delle risorse umane, paghe, eccetera, e cominciare a venderli alle aziende profit. Quindi pensare che si possano fare delle cose che sono tanto distanti, che magari dove è più difficile fare inserimento lavorativo, dico tradizionale, nel senso di ciò a cui siamo abituati, ma che permettono uno sviluppo imprenditoriale e un profitto per continuare ad esistere nei termini forse più tradizionali di inserimento lavorativo. L'ultima cosa, siamo in 500, è difficilissimo, cioè su 500 persone 300 sono in cooperativa, guadagnano un po' meno soldi perché poi non si utilizzano solo i livelli del condominio,
astratto, e sono lì per l'inserimento lavorativo, per la tutela ambientale, per la forma cooperativa. 200 sono lì perché hanno bisogno di un lavoro. Pensare che un modello di azienda, di impresa partecipata sia indispensabile per poter generare quel livello della spinta collettiva che non può essere determinata solo dalla condivisione totale bulgara di valori è fondamentale. Mi sembra anche questo un ingrediente che esiste già nelle imprese e che possiamo utilizzare. Grazie. Mi ritrovo ovviamente in tantissimi dei punti che hai espresso. Parto da un dettaglio, no? Hai citato il mio amico Davide del Fondo Barbutones sul concetto di alienazione. Faccio un inciso così, tornando un po' anche al Novecento, ma anche guardando al presente. La maggior parte delle persone con problemi di salute mentale hanno un grosso problema con il lavoro alienato. Della serie, forse sono più sani di noi. Okay. Il lavoro alienante io lo trovo esattamente in quello spazio dove c'è un rapporto che io chiamo genericamente il rapporto laburista, il rapporto che mette al centro il concetto di lavoro, l'ho un po' accennato prima ma non l'ho sviscerato, ovvero lo scambio tra la forza lavoro, il tempo lavoro e un salario. Cioè io non sono. Io per 8 ore al giorno sospendo l'io, la soggettività, e come Chaplin sui tempi moderni faccio sempre lo stesso movimento collegato alla macchina. Okay. Ovviamente in tutta un'evoluzione ci sono due grandi evoluzioni che un po' si intersecano. Uno che nell'avvicinamento al terzo millennio quel concetto di forza lavoro scompare e arriva il concetto di creatività lavoro. Sostituiamo il proletariato con il cognitariato come tipo di concetto, no? Dove il lavoratore sfruttato è un lavoratore di pensiero, dove lui mette a disposizione, ad esempio, i tuoi informatici, codice, chilometri di codice che generano un qualcosa che è immateriale ma è fondamentale nella gestione di processi articolati. Cioè entrano nuove categorie. Però nello stesso tempo, anzi un po' prima, cosa succedeva? Quello spazio laburista, che è il vero spazio, diciamo, dell'estrazione, della capacità estrattiva capitalistica rispetto alle soggettività, pensiamo alle persone in miniera, quelle con i telai a vapore, cioè torniamo in una storia molto antica, viene attraversato da un fenomeno che è stato importantissimo nel Novecento, quel concetto di operaismo. Cioè sostituiamo il laburismo con l'operaismo, cioè l'operaio, il concetto di operaio nella fabbrica, nella vecchia fabbrica novecentesca, è un luogo di emancipazione. Una parte degli operai cominciano in qualche maniera ad assumere conoscenza, non si limitano a fare solo questo in catena di montaggio, alcuni diventano operai mobili, girano per la fabbrica, cominciano a conoscere il processo produttivo e in qualche maniera nasce il sogno della fabbrica senza padroni, la grande emancipazione del soggetto massa, della massa a soggetto in qualche maniera, quindi capacità più articolate. Questo è stato un grande sogno che viene ucciso a un certo punto perché la chiusura del millennio è una chiusura in cui scompare questo concetto operaista. Però io faccio un po' lo scherzo, ma noi siamo collaborative o cooperative? Nel senso che la nostra radice è opera e non lavoro, come tipo di vicenda, dove al centro del nostro processo di emancipazione c'è qualcosa che a quel soggetto con problemi di salute mentale genera un qualcosa che gli interessa. Quel fatto che Davide all'inizio citava la parte negativa del lavoro e poi citava che il lavoro diventa relazioni, collegamenti, realtà.
Quindi se teniamo ferma la parola lavoro e non facciamo come Foucault che stacca il lavoro da opera, diciamo c'è un lavoro alienante e c'è un lavoro costruttivo, un lavoro che riconosce il soggetto. Nelle cooperative, se vogliamo andare avanti, noi dobbiamo recuperare, anche se non al 100%, è impossibile, specialmente più nei 500, noi ne abbiamo 650, immaginare che tutti i 650 domani esprimano potenza attraverso soggettività e altro, no, all'uso non ci vorrei neanche pensare, come poi li gestisci in qualche maniera. Però che nelle cooperative noi dobbiamo trovare il modo di riportare al centro questo, perché questo è il motore propulsivo dei nostri sistemi, quello che ci riappropriamo della capacità creativa che non può esistere se non c'è una forma di riconoscimento, di enfatizzazione della soggettività, non dell'individualismo. E la soggettività esiste se e solo viene riconosciuta la collettività, perché collettivo e soggettivo coesistono, altrimenti si negano. Questo è l'approccio diciamo più filosofico della vicenda. Poi, ragionando su cosa ci serve la domanda di Marco, che bisogna anche tradurre in termini concreti, allora dico, sicuramente ci serve alzare l'asticella. Quindi, investire, rischiare, essere imprese. Investire, rischiare, essere imprese. Se non facciamo questo, se noi non facciamo impresa, quindi assumiamo il rischio di impresa, noi non andiamo avanti, non siamo più come negli anni '80 quel qualcuno che ci davano la commessa di lavoro per assumere qualcun altro e ci pagavano a ore. È finito quel ciclo e personalmente non ho neanche voglia di reclamarlo come qualcosa da portarmi qui. Mi interessa molto di più tutti i ragionamenti che hai fatto. Okay. Quello è uno spazio, ma è uno spazio in cui bisognerà investire, bisognerà rischiare. Per fare questo bisogna effettivamente alzare l'asticella. La alziamo ad esempio dal punto di vista degli strumenti. Allora, ho scritto qua, ho scritto I4.0 e Industria 4.0, tu scrivi gestionali, noi stiamo facendo un lavoro molto grande su reinventare insieme a una software house e insieme ad alcuni di noi quello che è un sistema gestionale che non verrà utilizzato al 100% oggi, ma probabilmente in rapporto con la pubblica amministrazione, se tutto andrà bene, cominceremo a usarlo tra 2 o 3 anni a pieno e stiamo cominciando a posizionarlo adesso. Bisogna alzare l'asticella dal punto di vista degli strumenti finanziari. Non possiamo più immaginare che per fare qualcosa si va in banca a farsi anticipare le fatture per pagare gli stipendi. Bisogna immaginare altro, bisogna ragionare con i sistemi finanziari in maniera più alta, ma per fare questo bisogna anche andare oltre le banche, oltre al capitale finanziario. Noi dobbiamo in qualche maniera immaginare, cominciare a immaginare di approcciare i fondi di investimento. I fondi di investimento ci stanno cercando in maniera molto seria perché imprese sociali presenti su ambiti comunitari e territoriali sono per la grande finanza luoghi che determinano volani di rischio, ovvero poco remunerati ma molto solidi, perché se tu hai realmente un impatto sociale reale, se quello che stai facendo a Brescia ha un impatto sociale reale e il fondo di investimento che ti guarda ti dice se tu domani vai in fallimento ci sarà qualcuno a Brescia che ti recupera e mi porta avanti quel capitale che ho investito, okay? Riducendomi il rischio. L'impatto sociale, che alle volte ci siamo detti, ci fa un po' schifo il concetto dell'impatto sociale perché è una cosa finanziaria, attenzione, ha pure una radice positiva e dobbiamo non farci usare, ma saperla usare questa vicenda, perché noi non possiamo continuare a pensare che in questo concetto di investire, rischiare, essere imprese, lo possiamo fare soltanto in un rapporto tra le risorse proprie che derivano dalle quote sociali e dagli utili che accumuliamo o dai soldi che ci prestano le banche. Dobbiamo poter immaginare questa cosa qua e non oppure immaginare il fundraising classico. No, il nostro fundraising deve alzare l'asticella. Ultimo punto, già evocato da tutti,
abbiamo bisogno di immaginare nuove forme di aggregazione. A queste cose che sto dicendo ci dobbiamo arrivare tutti in maniera diversificata. Non vuol dire che perché Cauto ha 400-500 soci lavoratori e Noncello ne ha circa 600-650 che lo facciamo per una questione dimensionale nostra. No, questa deve essere un qualcosa che anche attraverso forme di aggregazione differenti dobbiamo fuggire dai concetti, qua si sente Scalvini mi uccide, dei consorzi territoriali o dei consorzi commerciali. Dobbiamo immaginare dell'altro perché oggi è troppo stretto. Però con questo non voglio dire ognuno a casa sua, no? Noi dobbiamo aggregarci con qualcos'altro e che colga i nostri bisogni su queste cose. Grazie Stefano. Allora, siamo imprese, come tutte le altre ci hanno detto, ma usiamo e intendiamo uno strumento cooperativo e imprenditoriale per generare valore che resta nei territori e nelle nostre comunità, il capitale sociale. Siamo imprese che fanno inserimento lavorativo non solo come opportunità per dare reddito a persone svantaggiate, ma soprattutto come luogo in cui andiamo a esercitare e a concretizzare, direi, il diritto dovere di cittadinanza per tutti gli uomini e le donne, nessuno escluso, di adempiere a quello che è l'articolo 4 della nostra Costituzione, cioè di quello di poter concorrere al benessere e alla crescita del nostro paese attraverso il lavoro. E credo che questa è una funzione che dobbiamo ritornare ad acquisire. Siamo imprese che possono essere luogo di democrazia, di insegnamento anche per i nostri giovani di come si esercita concretamente la democrazia, e possiamo essere luogo anche di scommessa per i nostri giovani, e questo è un elemento importante. Dobbiamo cercare di capire come anche fino a livelli più alti di governance delle nostre imprese cooperative far entrare, far emergere giovani con competenze e anche con visioni, perché non è vero che non hanno visioni, non è vero che non hanno valori e non è vero che non hanno competenze, anzi spesso ne hanno più di noi. E credo che dobbiamo in fin dei conti tornare a fare qualcosa che la prima cooperazione, quando si parlava prima dei consorzi, faceva, cioè essere anche luogo di cultura, essere luogo dove si studia la realtà, perché troppo spesso parliamo di coprogettazione, quasi mai di coprogrammazione, ma stamattina qualcuno lo diceva, noi possiamo essere promotori nel nostro territorio, invitando al tavolo l'ente pubblico per fare coprogrammazione. Il vero problema è che troppo spesso abbiamo anche schiacciati da oltre 20 anni di capacità rendicontativa sviluppata alla massima potenza, abbiamo perso la capacità di visione sul nostro territorio o di visione anche più ampia, ben oltre i nostri territori. Abbiamo perso quindi una capacità di programmazione politica delle politiche sociali sui nostri territori e imprenditoriali. E penso che questa è una cosa che dobbiamo provare a recuperare, una domanda sulla quale ci dobbiamo interrogare tutti, da chi come me sta in luoghi come i consorzi nazionali, si chiede appunto qual è il senso e lo scopo di questi grandi aggregati, fino alle cooperative che vivono da sole sui propri territori. Cioè noi possiamo tornare a essere incisivi anche a livello di orientamento delle politiche e delle risorse se siamo capaci di sederci a un tavolo e portare una visione programmatica di quello che è uno sviluppo che vediamo del paese e non soltanto della nostra microimpresa. Io ringrazio chiaramente sia Stefano che Giuseppe per la pazienza, per il contributo che hanno portato, ringrazio tutti voi per averci ascoltato, soprattutto per aver partecipato a questo dibattito. Su Telegram sarà pubblicato il protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate dalla provincia di Brescia, Comune e tutti gli altri soggetti che hanno aderito a questo protocollo, con anche i criteri